Il punto fondamentale è questo, che le piante bisogna saperle conoscere. E il professor Gianni Anselmi le piante le conosceva bene, forse meglio degli uomini. Una passione che era anche una missione, concretizzata in 2 orti botanici. Sono la sua eredità alla città, anche se soprattutto quello del liceo scientifico negli ultimi anni è stata una vera e propria spina nel fianco. Lui è stato il fondatore degli orti e ci ha creduto, ha investito un sacco di energie e di risorse, in particolare su quello annesso al liceo scientifico ha dato il via al giardino fenologico che ha raccolto dati sulle fasi vegetative di alcune piante per un arco temporale di circa 15 anni e che dovevano servire a delineare quello che era l'andamento climatico e i cambiamenti climatici in corso. Purtroppo tutto questo è andato a ramengo, come dicono a Treviso, e quindi abbiamo perso 15 anni di lavoro e Gianni da questo punto di vista era profondamente amareggiato, una delle cose che lo hanno segnato nello spirito. Ma Gianni Anselmi non era solo un botanico. Nato a Bolzano nel 1938, a Treviso arriva con l'impiego nei telefoni di Stato, poi il passaggio come tecnico all'Università di Venezia e l'avvio delle attività negli orti botanici. Ma Gianni Anselmi era anche un artista. Questi sono alcuni suoi acquerelli e acqueforti che però ha sempre e solo regalato agli amici. Da tempo la sua salute era cagionevole, accompagnata dallo sconforto per i suoi orti lasciati incolti, perché il comune non trovava più 15.000 euro all'anno per le manutenzioni. Ha lasciato un'accademia, ha lasciato 2 orti botanici oggi che versano in condizioni precarie, ma comunque sono stati 2 importanti momenti di crescita nella sensibilità ambientale. E forse per questo ripristinare soprattutto l'orto botanico di Viale Nazioni Unite, che dalla Feltrina oggi appare una foresta incolta, sarebbe l'omaggio che forse apprezzerebbe di più dalla città e che forse gli permetterebbe in qualche modo di continuare a vivere, come Francesco Busnello, primo donatore di cuori in Italia, nelle foglie, nei fiori e nei frutti delle sue, ma soprattutto delle nostre piante.